Amici di Calciopoli 24, benvenuti. C'è stato un attimo di impasse, però eccomi qui, sono comparso alla fine. Nuova puntata del filo diretto, si avvicina Roma-Napoli, una sfida molto importante per gli azzurri, il secondo big match contro una diretta concorrente per il campionato per il Napoli. Insomma, speriamo che possa andare bene, così come è andata bene a San Siro nella prima trasferta importante che hanno avuto gli azzurri. 081 353 4588 per interloquire con me via telefono, oppure potete mandarmi un messaggio sulla nostra pagina ufficiale YouTube, dove potete rispondere alla domanda che vi abbiamo proposto e fra poco vi leggerò, oppure farmi una domanda, esprimere una considerazione. In fondo lo sapete il nostro format in che consiste, non abbiamo una scaletta, fondamentalmente la scaletta la fate voi. Ovviamente potete seguirci anche su www.calcionapoli24.it. Andiamo velocissimi, ringrazio Emanuele Bernardo in regia, ovviamente per le grafiche il nostro Peppe Cautiero. Roma-Napoli, quali saranno le scelte di Spalletti? Abbiamo temporeggiato tutta la settimana, adesso finalmente possiamo scatenarci sulle ipotesi di formazione. Ma andiamo subito al telefono e poi saluto i nostri amici su YouTube. Pronto? Alessandro? Ciao, con chi parlo? Mimmo. Ciao Mimmo, apriamo con te, apriamo col botto la telefonata, le telefonate, via. No, senti, io sono molto attento, sono stato questa settimana molto attento ai media, Bene. in ragione di una situazione che praticamente i media nazionali, sia quelle della carta stampata che quella televisiva, Sì. hanno messo in evidenza che la Roma è una squadra fisica che gioca all'inglese, insomma, in poche parole, stretto. Se vi facciamo 40 falli nella prima mezz'ora a palla lontana, non fa niente, tanto è all'inglese. E naturalmente questo concilia con i rati, perché i rati... allora io mi sono andato a rivedere un attimo che cosa è successo in Champions. Qualcosa come 2 rossi nelle 3 partite con le Rangers, Ajax e Liverpool, 2 rossi e la bellezza di 11 cartellini gialli nella sommatoria delle 3 partite. Beh, Mimmo, allora, giocare all'inglese è una cosa, cioè... E questo lo sappiamo io e te, Alessandro. Però è normale che poi non è che puoi te. prendere a schiaffi o a pugni il tuo avversario, questo... Ma che cosa significa mettere la Valle avanti da Zone, Sky, Rai e quant'altro? Vuol dire che se ci azzoppano per 2 o 3 mesi fa parte del gioco, Kvaratskhelia o Raspadori fa parte del gioco, perché è così. E so anche i 4, perché io di solito mi piace espormi prima della partita, non dopo è facilissimo. Quindi qual è la tua ipotesi? La mia ipotesi il tuo timore più che altro. Che chiunque dopo un quarto d'ora, 20 minuti di gioco, anche chi vede il pallone per la prima volta, vede l'indirizzo della partita. E quell'indirizzo della partita, se si gioca a calcio, non c'è partita, perché la Roma non esiste proprio a centrocampo. Non esiste perché Mourinho pensa di giocare con 3 punti e mezzo e non c'ha il giocatore che non solo ragiona e dà i tempi alla squadra, ma non c'ha il cosiddetto che sì della situazione, non ce l'ha. Per cui, allora, poiché quei 3, sto parlando di Smalling, di Ibañez e Mancini. il terzo, aiutami a dire, Mancini. questi 3 entrano sempre sparato sulle gambe e in media, nella prima io l'ho seguita sempre, allora quest'anno fanno dai 6-7 falli su Roma senza prendere cartellino. Se dà questo indirizzo irrati alla partita, io credo che difficilmente riusciamo a portarci il risultato a casa. Se invece si comporta come si sono comportati i 3 arbitri delle squadre italiane in Coppa, per la Roma non esiste proprio nessunissima speranza di far risultato. Sta tutta qui la partita, sta in mano ai Rati, che già ci ha tradito e ci ha messo nel famosa Inter-Juventus del 2018, togliendoci lo scudetto. Quindi io mi auguriamoci che possa andare diversamente, che non ci ho capito niente e che mi affido
e che non metto, perché tutti mettono le mani avanti, io ho voluto mettere le mani avanti anch'io dicendo guardate che se ci rompete l'avete pensato e programmato tutta la settimana, come purtroppo maledetto morte di Cinespot, l'avevano programmato per 3 mesi quella morte. E tutti quanti andiamo su discorsi un po' più delicati e lasciamoli stare. Lasciamoli stare. E allora io ho voluto dire il mio pensiero in questo momento dicendo io vorrei giocare a calcio e se giochiamo a calcio non c'è partita, ma se giochiamo a calci, ma quelli veri, quelli col pallone a distanza, come è successo a Cremona domenica scorsa con Cavaschelia, se giochiamo a quel modo lì, perché Spalletti in conferenza l'ha detto, quelle porcherie che gli hanno fatto a Cavaschelia e a Cremona, allora se invece si gioca a calcio, ma quello vero, non per la Roma non c'è, però già i media nazionali e può darsi che 59 milioni di italiani potrebbero mettere la bandiera a mezz'asta e rimanere un poco delusi dalla partita di domenica. Ma auguriamoci, il timore c'è, però auguriamoci che possa andare diversamente. Grazie Mimmo. Grazie a te come sempre e mi scuso con i prossimi. No, figurati, ciao Mimmo. Allora, il primo a scrivere c'è stato il nostro Raffaele Pio Balzano, che saluto, buon pomeriggio. Antonio De Rosa, buon pomeriggio. Forza Napoli sempre del nostro Raffaele. Alessio Ricciardi, buongiorno ragazzi, la Roma all'inglese, Alessio, all'inglese, allora c'è un po', non dobbiamo confondere un po' le cose, giocare all'inglese cioè arbitrare all'inglese meglio, è qualcosa che è stato coniato qualche anno fa, quando lo possiamo dire chiaramente in Europa e soprattutto in Inghilterra in Premier si giocava duro e insomma non è che gli arbitri fischiassero poi tanti e si lasciava correre molto il gioco. Questo dava una certa spettacolarità, il gioco non era spezzettato e ne godevano un po' tutti. In Italia invece avevamo l'effetto opposto. Adesso diciamo che le cose si stanno un po' in qualche modo unendo, mettiamola così. Ovviamente non è che il calcio inglese voleva dire prendere a calci chiunque, come, in qualsiasi modo, senza che l'arbitro estraesse il cartellino. No, era un gioco un po' più maschio, o forse il nostro gioco, la voglio vedere così, era un po' troppo, si rischiavano un po' troppi falli, ecco, mettiamola così. Anche quando i falli non c'erano, magari i calciatori ne approfittavano anche tuffandosi al breve contatto. Adesso anche lo fanno, ma gli arbitri spesso non lasciano correre, e vediamo quelli che protestano sbalorditi del fatto che alcuni falli che magari qualche anno fa venivano dati adesso non è così. Mi auguro che comunque, ma adesso l'andazzo sembra, cioè voglio dire, poi vengo subito al telefono. Kvaratskhelia a Milano ha fatto gli sfracelli, ha fatto ammonire praticamente tutta la fascia destra. Pioli poi le ha dovuto sostituire, è entrato Serginho, ha sostituito Calabria, è entrato Serginho Dest che ha fatto praticamente i macelli come il rigore proprio su Kvaratskhelia. Alla fine sembra che comunque, è vero, i giocatori come Kvaratskhelia spingono un po' a darti a prendere qualche calcione, ma anche involontario, questo ci sta. E ovviamente ci auguriamo che possano essere tutelati nella maniera giusta e opportuna dagli arbitri, sperando che non succeda quello che poi ha paventato Mimmo. Ma andiamo al telefono, pronto? Caro Alessandro, buonasera. Buonasera a te, Giuseppe. Mi chiamo Giuseppe, dal telefono da San Giorgio a Cremano. Ciao, già ci siamo sentiti, no? Sì, certamente, okay. Sia con Riccardo, con Novellino, Ciro. Okay. Sono un vostro assiduo, diciamo, telespettatore. Ci fa assolutamente piacere. Lo so, purtroppo quando si gioca con la Roma, a Roma c'è sta sempre problemi per lo stadio, problemi per i tifosi, e diciamo, per quanto riguarda, adesso vorrei parlare del fatto tecnico, cioè il Rati deve sapere che arbitrare questa partita è un privilegio per lui, perché questo è un incontro che verrà visto da mezzo mondo, perché non so se tu sai che oggi i like e i link che sta avendo Kvaratskhelia sull'UEFA, sulla FIFA, in tutto il mondo è importante. Quindi la cosa è
gioco cosiddetto maschio, tra virgolette. Una cosa è gioco duro e falloso, non c'è niente da fare, un fallo è sempre un fallo, non è una spallata, non è se uno entra con la gamba tesa è un fallo, se uno automaticamente fa uno sgambetto è un fallo, quindi il Rati si prende la responsabilità, che se poi la vuole mettere sulla corrida se ne prende lui le responsabilità, e sono anche gravi. Poi dico un'altra cosa, a questo punto entra in gioco Di Lorenzo, il nostro capitano, Assolutamente perché come tutti i capitani che si rispettano, quando vede che la partita sta prendendo una piega non sportiva, non da un punto di vista che devo dire, della normalità, lui deve intervenire come capitano, deve andare vicino all'arbitro e fargli capire: guarda che tu stai sbagliando. Quindi io mi auguro che Di Lorenzo si faccia io vedo che in queste partite, sia di Coppa dei Campioni che del campionato, lui va spesso dall'arbitro e gli fa e contesta alcune decisioni che secondo me erano sbagliate e lui le fa notare. Non so se tu sei d'accordo. Sono d'accordissimo con te, ma ti dico di più. Io faccio l'esempio ti ricordi i classici capannelli che facevano i quelli là, per esempio, calciatori della Juventus? Io quelli li eviterei. Io non li volevo con la Juventus e non li voglio con Napoli, però assolutamente voglio che c'ha la fascia, quando c'è qualche cosa che non vada educatamente, rispettosamente. Io mi ricordo di Giuliano che andava a dirgli male parole, però con le mani dietro, a Michelotti, il famoso arbitro che poi confabulava con la Juventus, perché aveva anche, un'agenzia parlando di qualche anno fa. Sto parlando di 40 anni fa. Però Giuliano non veniva calciatore, come pigliava, però gli metteva le mani dietro. Le mani dietro per rispetto. Vabbè, adesso non c'è più questa usanza di mettere le mani dietro. Voglio dire, per una forma di rispetto. Assolutamente. Verso l'arbitro, l'ufficiale di gara. Io sono sempre stato convinto che il capitano bisogna saperlo fare. Quindi, e io penso che Di Lorenzo lo sta dimostrando sia nel rapporto con i compagni. Io le vedo, le noto certe cose, però ci tengo ad evidenziare, per apportare ovviamente ragione alla tua tesi, Giuseppe, che il capitano è uno che deve pure saperci fare un po' con l'arbitro e dire, magari dire anche ai compagni: guarda, adesso ha ragione, non è che dobbiamo protestare. Sì, siamo d'accordo. Quindi alla fine io mi auguro. Ma il Napoli è la squadra che fa meno falli in Serie A e che ne subisce di più. È normale, avendo sempre la palla è difficile. Noi giochiamo a calcio. Assolutamente. Il Napoli è una squadra di carattere tecnico, quindi non ha nessun interesse a metterlo sulla rissa, a fare falle, perché noi giochiamo a calcio. Siamo una delle squadre migliori d'Europa, quindi il problema sono altri che semmai mettono i pullman davanti, fanno la linea Maginot e danno calci e altre cose. Quindi noi cerchiamo di giocare a calcio, poi vediamo se l'arbitro influenzerà la partita. Io mi auguro di no. Mi auguro di no, e mi auguro anche che i calciatori del Napoli, se dovessero arrivare qualche provocazione di troppo, insomma, che mantengano la calma e non si facciano nervosire. Sì, siamo d'accordo per questo. Grazie Giuseppe. Forza Napoli. Sempre Giuseppe. Alessandro. Ciao, grazie. Poi, tra parentesi, rispetto agli anni scorsi, sono andati via dei calciatori, ne sono arrivati altri, ma non sono andati via solo giocatori. Levo ovviamente Koulibaly d'acquisto, ma il Napoli ha acquistato anche un bel po' di fisicità con Oliveira, con lo stesso Kvaratskhelia, che di sicuro è più potente e più alto. Voglio dire, seppure la dovessero mettere un po' più su quel piano fisico, la partita sporca, il Napoli, voglio dire, rispetto agli anni scorsi, ha qualche chilogrammo e qualche centimetro in più da mettere in gioco. Sì, sarà Errati l'arbitro, caro Raffaele. Poi vai a spostare a Osimhen, giustamente dice Gennaro. Dice Raffaele: comunque, come temo, la Roma giocherà a falli, questa è la mia impressione. Beh, sì, un po' a falli è un po' brutto dirlo, però sicuramente la metterò un po' sul nervosismo. Ma ragazzi, quando sei un allenatore intelligente e sai di non avere la squadra più forte,
e sai soprattutto di affrontare una squadra tecnicamente più forte di te, che sul piano del gioco, del ritmo ti può mettere sotto e farti fare veramente una bella figura anche in casa, un allenatore intelligente. E Mourinho, oltre ad essere intelligente, è molto molto furbo, perché tanti dei suoi successi non li ha ottenuti giocando bene a calcio, ma li ha ottenuti giocando a calcio in una determinata maniera e sfruttando anche i punti deboli non solo tecnico-tattici delle squadre avversarie, ma anche mentali, mettendo la partita in un certo modo. Detto questo, ovviamente il Napoli dovrà fare la propria partita. Ora voglio dire, stiamo ormai parlando da 20 minuti e ho sentito parlare solo di arbitraggio, di Irrati, di quello. Andiamo un po' avanti, mettiamo che la partita si possa svolgere in maniera regolare, che Irrati ammonisca quando c'è da ammonire, non fischi quando non c'è da fischiare, e che insomma riesca a tenere a bada Mourinho. Se poi così non è, lo butta fuori, tanto adesso ci sono i cartellini anche per gli allenatori. Non è che prima non venissero espulsi, però almeno adesso insomma c'è qualcosa di c'è anche l'ammonizione per redarguirli, insomma la Mourinho lo sappiamo. Raga, mettiamoci pure nei panni degli arbitri che sanno di essere designati ad andare ad arbitrare la squadra di Mourinho. Io già mi farei la croce prima di scendere in campo. Però cerchiamo di essere ottimisti, si gioca una bella partita, si parte da 0-0, il Napoli è più forte e speriamo lo possa far valere sul campo e che non ci sia, insomma, che il protagonista non sia l'arbitraggio o il VAR. Mettiamola così. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao. Gennaro. Ciao Gennaro. Niente, ascoltavo questi due amici che hanno chiamato precedentemente sulle preoccupazioni del gioco duro della Roma. Gennaro, c'è questa paura, questa paura che io capisco pure, cioè noi siamo più forti, se andiamo là li stracciamo, ma l'unico modo per evitare che questo succeda è che intervenga qualcosa da fuori, l'arbitro, Mourinho. No, ma diciamo che queste 10 partite iniziali di campionato già hanno dimostrato che alcuni difensori che vanno in sofferenza e poi si beccano le ammonizioni, vedi una delle ultime col Milan, tutti quelli che sono andati duri su Kvaratskhelia sono stati ammoniti puntualmente. Certo, il gioco della Roma è un po' diciamo falloso, perché è una squadra, diciamo, che quando vince, non solo l'ultima, ma anche in campo internazionale, fa il gioco duro proprio perché è nel DNA di Mourinho, cioè, da lì non ne usciamo, quindi automaticamente sui calciatori del Napoli tipo Kvaratskhelia, lo stesso Osimhen, nel momento in cui vedremo che vengono tartassati continuamente con falli proprio a spezzare le gambe, anche qua dovrebbe intervenire poi la società e dire: ma a che gioco stiamo giocando? Perché posso capire un calcio durante la partita, vabbè, ci può scappare, ma se sistematicamente questi vengono attaccati perché magari danno fastidio al grosso delle squadre che stanno in alto, poiché l'unico modo di fermare il Napoli attualmente qual è? È quello di spezzare le gambe ai calciatori più tecnicamente che vanno per la maggiore. Quindi, però io mi auguro che tutto questo non succeda, l'arbitro in campo ci sarà, è una partita che avrà diciamo la visuale di quasi il 100% dei tifosi calcistici, non solo italiani. È una partita che la vedranno tante persone, quindi sarà sotto gli occhi di tutti. Ecco, io vorrei venire alle scelte di Spalletti, come il quesito vostro, caro Alessandro. In effetti le scelte non sono tante, forse qualche dubbio se prima o dopo,
come dicevo io qualche giorno fa, c'è prima Raspadori per sfiancare un po', come si usa dire, nel pugilato, ai fianchi, fiaccare e poi fare entrare nel secondo tempo Osimhen, oppure si vuole partire direttamente con Osimhen subito sparato. Io qualche cartuccia me la riserverei Per il secondo tempo. E poi sì, tutto questo io torno a dire che c'è l'allenatore, non vorrebbe, cioè noi diciamo la nostra tanto per fare tipo fantacalcio, no? Noi diciamo la nostra da tifosi, però il Pozzo chi deve giocare, chi può, chi è, perché poi è una partita particolare, ci vuole gente che è abituata a quel clima di partite, sono scontri diretti. Diciamo che fino adesso con gli scontri diretti non c'è andata male, vedi Lazio, vedi Milan, quindi questa Roma non è che poi sia più forte del Milan o della stessa Lazio, almeno fino ad oggi, No, non credo loro proprio. vanno avanti, ma hanno un gioco spumeggiante, nonostante hanno calciatori di un certo valore, però non hanno quel gioco spumeggiante, però sono tosti, veramente sono tosti, soprattutto hanno calciatori che picchiano duro. Dai, Con auguriamoci. questo, quello che avevo da dire, stiamo calmi, osserviamo e se c'è da fare qualche protesta, magari per quello che succede in campo, ci sono I capitani. capitano, la panchina preposta a dire all'arbitro guardi che qui si stanno giocando a spezzare le gambe. Ti saluto, buon weekend e sempre speriamo, forza Napoli, di uscirne ancora una volta Con i 3 punti. con i 3 punti da Roma, che sancirebbe veramente, Sì, sarebbe importante, mettiamola è così. importantissimo. Ti saluto Alessandro. Ciao spazio Gennaro, Napoli. grazie come sempre, ci sentiamo Arrivederci, lunedì. ciao, ciao. Ciao. Allora, Marek Hamsik, ciao Alessandro, secondo me giocheranno i soliti con Juan Jesus per Rachmani e Ndombele per Anguissà. Credo che stavolta Osimhen partirà dal primo minuto. Caro Francesco, la penso, cioè, o almeno la stessa tua sensazione. Gennaro Russo, meglio che Spalletti in conferenza metta le mani avanti. Ma magari mettere le mani avanti no, però sicuramente lui che è un abilissimo comunicatore saprà cosa dire al riguardo in conferenza stampa. Ciao Lina Vernaccia. Osimhen e Kvaratskhelia verranno provocati e mi auguro insomma che non reagiscono se non col pallone tra i piedi, facendo vedere la loro classe. Andiamo al telefono, pronto? Alessandro, ciao, sono Marco Lavulla. Ciao Marco, dimmi tutto. Ciao, scusami un po' la voce dell'influenza. Perché Allora Alessandro, io ti voglio dire una cosa, riguardo le scelte di Spalletti, per rispondere alla domanda, io so che Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho e questa partita io non... Sì, 3 pareggi e 3 sto venendo- sconfitte. Sto venendo un eccessivo entusiasmo attorno a questa partita, ma io ci andrei con i piedi di piombo perché tra le due tifoserie non è mai corso buon sangue. Cioè noi... Beh, è caduto Marco, mi dispiace. Vabbè, ma tra le tifoserie io non me lo porrei proprio il problema. E che vorrei, sai, non so, è una bella partita, cioè Roma-Napoli sarà una bella partita. Prima gli arbitri, adesso le tifoserie in cui non corre buon sangue, ok. Ci sta, però cerchiamo di guardare avanti e di sperare che possa essere una bella partita e che vinca il migliore, anche perché il migliore in questo momento credo possa essere il Napoli. Poi sì, la Roma dovesse dimostrare di fare il partitone contro il Napoli e non dovesse andare bene, amen, però l'importante è che comunque voglio dire, sia una partita corretta dove i protagonisti siano 22 in campo e non l'arbitro, il VAR o gli scontri, eventuali scontri fra tifoserie. Auguriamoci veramente che non sia così. Allora, Lina Vernaccia dice: si avvicina la partita e l'ansia cresce. Gennaro Russo, siamo preoccupati, il Napoli con le squadre forti si esalta, dice Frank Leone, comunque vado a fare una bella partita.
One S credo sia coreano, ci vado per intuito visto che Kim è coreano e non abbiamo altri orientali in squadra, che ci scrive qualcosa che il nostro Emanuele Bernardo adesso ci tradurrà, voglio proprio sapere cosa ci ha scritto. Nando DF, buon pomeriggio a tutti e Forza Napoli, andiamo al telefono, pronto? Ciao Alessandro, sono Peppe. Ciao, chi è caduto pure Peppe da Vicenza, ciao. Ah no, ok, avevo sentito. Scusami Peppe, pensavo fosse caduta la linea. No, non ti preoccupare, vai. No, non mi preoccupo. Allora, quindi tu pure ti preoccupi dell'arbitro? Bravo, bravissimo. Guarda, te ne pensiero, come mai Alessandro? Stiamo a parlare da mezz'ora solo di Irrati che farà di tutto per... Madonna mia, questo ti volevo dire, amici, speriamo che non ci mettono già le bazzoni fra le chimiche, capito? Che sanno che quest'anno siamo fortissimi, Alessandro, capito? Lo so, ma auguriamoci che non sia così, perché dai. siamo proprio troppo forti quest'anno che non ci possono mettere bazzoni fra le ruote, capito Alessandro? Io penso che, ecco, guarda, hai detto una cosa che io condivido, cioè io penso che il Napoli sia così mentalmente forte al momento è così tecnicamente forte che seppure la dovessero mettere come non la devono mettere, secondo me può mantenere il sangue freddo, può continuare a cercare di macinare il gioco e secondo me la potrebbe portare a casa lo stesso anche se dovessero metterla un po' troppo sull'agonismo. E anzi, ripeto, il Napoli ha acquistato centimetri e ha acquistato mentalità e anche peso. Di conseguenza, se qualche spallata la devono dare, possono darla tranquillamente anche loro, voglio dire, nulla togliere a Insigne, ma se devono una spallata a Insigne lo spedivano in tribuna. Valla a dare una spallata a Kvaratskhelia e vediamo chi va a terra. Bravo, ci vanno solo loro per mettendola o a Kim o a Oliveira rispetto a Mario Rui, se dovesse giocare Oliveira più che Mario Rui. E voglio dire, sul fisico il Napoli non è una corazzata come l'Atalanta, come la Roma, come l'Inter, diciamo sono le squadre più fisiche del campionato, però secondo me, voglio dire, se deve far sentire il suo agonismo, il Napoli è una squadra che almeno il fisico, voglio dire, rispetto agli anni scorsi ce li ha. Però parlo sempre di correttezza, cioè se tu mi vuoi dare una spallata io me l'aspetto e vediamo chi va a terra, voglio dire. Che sia la spallata, l'entrataccia alle caviglie è un'altra cosa, e poi lì c'entrerebbe l'arbitro. Bravo, no, l'arbitro se vede già i falli così, si poteva ammonire, perché sennò questi prendono coraggio. Sì, l'arbitro deve dare un messaggio subito alla partita. Quello che diceva Mimo è giusto. I primi 5 minuti vediamo come va la partita e l'arbitro come ha deciso di arbitrarla. Dopodiché non so cos'è questo, c'è un rumore fastidioso. È la gente che continua a chiamarci, ok, vabbè, allora lo posso sopportare, mettiamola così, perché sentivamo qualcuno che sta chiamando secondo me. Sì, continuano a chiamare, purtroppo, vabbè, va bene così, imperterriti, non si fermano, però adesso c'è Peppe che ci saluta e poi lasciamo le linee libere. Bravo, dai, ciao, sempre grazie a voi. Ciao Peppe, un abbraccio, sentiamo lunedì. Gennaro Russo, Irrati Bip, Lina Vernaccia, Roma è uno scoglio duro, si difendono e fanno male. Il Napoli non è che è dolce di sale, ecco, mettiamola così. Raffaele Bio Balzano, comunque a prescindere dal risultato, Forza Napoli comunque è sempre vicino a questi ragazzi. Lina Vernaccia, della probabile formazione si sa qualcosa? Non lo so, Emanuele Bernardo si sa qualcosa della probabile formazione? Vediamo come ci risponde il nostro Emanuele Bernardo, vediamo. Vediamo poi... Frank Leone 2-0 subito al primo tempo, così Mourinho non si illude. Beh sì, chiuderla già al primo tempo sarebbe, o dare un bel messaggio alla partita nel primo tempo sarebbe opportuno. Quanti siete? Sto cominciando già a perdere i messaggi. La difesa della Roma, Mancini, Bagnez e Smalling sono dei buoni difensori, fallosi ma nulla di più. Smalling qualcosina in più, Bagnez pure è forte ma è molto irruente. A me Mancini non mi è mai piaciuto, è uno che veramente va sistematicamente sull'uomo e continua a fare falli. Andiamo al telefono, pronto? E poi il nostro Emanuele Bernardo risponde alla nostra linea. Pronto? Pronto? Antonio, buonasera a tutti. Ciao, buonasera Antonio.
Dunque, niente, a proposito di Osimhen, ma bisogna dargli una chance a Ciolito, non sta giocando più. Secondo me, facciamo partire Ciolito e poi Osimhen subentra. Sono tutti bravi lì davanti. Sì, ma secondo me è qualcosa che Spalletti tiene in considerazione, non è che... Ma ecco, però questa volta, piuttosto che far subentrare Ciolito, lo faresti partire dall'inizio e poi sfruttare Osimhen. E poi subentrare Osimhen. Esatto, fare così. Beh sì, ci sta come opzione. Secondo me Spalletti sta considerando un po' tutte... Però capisci pure avere un Osimhen, difficile riuscire a pensare di tenerlo. Ma a farlo giocare 30 minuti, manca un tempo intero. Ma secondo me Osimhen, anche per l'atteggiamento che abbiamo visto offrire il calcio di rigore a Kvara, no? Ha un atteggiamento molto più altruistico, lo capirebbe, perché abbiamo un figlio di giocatori. Lui sa che quest'altro anno probabilmente va via Osimhen. È un caro ragazzo, un bravo ragazzo. Il Ciolito merita poi tra l'altro tutto ciò, Beh, ci può stare, sicuramente ci può stare, come vedremo. Noi abbiamo fatto un'ipotesi di formazione. Il nostro mister è un grande su queste cose. Sì, lo voglio dire, qualsiasi sia la formazione. Uno perché, lo diciamo sempre, sono gli allenatori quelli che allenano le squadre e vedono i ragazzi tutta la settimana. Poi c'è stata anche per la prima volta la settimana tipo, cioè il Napoli si è potuto allenare tutta la settimana senza coppe. Quindi qualsiasi sia la scelta di formazione di Spalletti, mai come questa volta io alzo le mani e dico avrà fatto la scelta giusta. Ha dominato tutto, fino ad ora ci mancherebbe. No, però la trasmissione partiva su questo, il quesito, il Ciolito è un bravissimo ragazzo. Ma sono tu, il gruppo c'è, si vede. Il gruppo se si vede, lo stesso Ciolito è uno questa definizione che ha inventato il nostro mister, il titolare del primo tempo, il titolare del secondo tempo. Sì, poi con le 5 sostituzioni, voglio dire, c'è tempo per tutti. Va bene. Grazie Forza Antonio. Napoli, Sempre, ciao Antonio. Allora, Emanuele Bernardo ha risposto alla nostra cara Lina Vernaccia che chiedeva della formazione. Andiamola a leggere insieme, quella che ovviamente noi di Calcio Napoli 24 ipotizziamo possa essere la formazione titolare che scenderà in campo all'Olimpica contro la Roma, che il nostro Emanuele Bernardo ha messo in maniera eccellente in grafica. Meretti in porta, Di Lorenzo terzino destro, Olivera terzino sinistro, quindi non potrebbe esserci l'uruguaiano e non Mario Rui. Juan Jesus e Kim la diga centrale, Lobotka credo, su questo siamo d'accordo, Lobotka non si tocca. Regista Zielinski e Ndombele, quindi non Anguissa, che sappiamo oggi dal report si è allenato, ha svolto metà seduta con la squadra e metà personalizzato, quindi io non, seppure dovesse risultare tra i convocati, e io sono molto scettico anche su quello, io non penso che potrebbe essere della partita. Il tridente composto da Politano, quindi e non Lozano, ma anche qui ci sarà un ballottaggio che secondo me sono più o meno gli stessi ballottaggi che poi definirà lo stesso Spalletti, ma vediamo domani, ovviamente ricordiamo ore 14 la conferenza stampa di Spalletti, magari da lì si avrà qualche informazione in più. Kvaratskhelia titolarissimo sulla sinistra e noi mettiamo Osimhen. Io credo che parta Osimhen per il valore del giocatore, poi vediamo insomma se così non dovesse essere o quello che si inventerà poi Spalletti a seconda di come si metterà la partita. Ricordiamo la cosa, vengo subito al telefono, la cosa principale vedendo questa formazione è una sorta di tranquillità che io provo pensando a chi potrà subentrare qualora fosse questa la formazione o alle armi che ha a disposizione, mai come quest'anno l'allenatore come Luciano Spalletti. Spero che Lina Vernaccia sia stata soddisfatta nella sua curiosità. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Massimo da Napoli. Ciao Massimo, non ci sentivamo da tantissimo, da come hai detto il tuo flemmatico buonasera, ho capito chi mi stava chiamando. Come stai? Veramente. Bene, grazie. Mi fa assolutamente piacere.
Allora, secondo te quali saranno le scelte di Spalletti? Oppure se vuoi dire qualche altra cosa, ovviamente ti ascoltiamo. Allora, io metterei Osimhen, no, Raspadori a posto di Osimhen, perché Raspadori merita il ragazzo che lo sta facendo. Quindi tu partiresti con Raspadori. Perfetto, poi? Juan Jesus, sì. E su quello pure non dovrebbero esserci dubbi, con Kim che sulla destra e Juan Jesus sulla sinistra. Olivera o Mario Rui? Olivera, su questo, quindi è Ndombele penso più che Demme. Però questo sì, però secondo me Demme non è ancora pronto per partire dall'inizio. Per questa partita ancora. Politano Lozano? Politano 10.000 volte. Ok. Quindi questi diciamo sono, ti ho posto un po' quelli che dovrebbero essere i ballottaggi rispetto a quelli che invece dovrebbero partire titolari al 95%, ecco, mettiamola così. Come la vedi la partita? Che partita sarà? Secondo me è una partita pure perché oltre questa, poi la Roma deve pensare pure per l'Europa League, che non è ancora qualificata, lui sta pure un po' compete senza uno fuori. Quindi no, vabbè, io pensi che potrà fare una formazione pensando all'impegno infrasettimanale della prossima settimana? Scusami, io penso se la Roma perde pure giovedì, è fuori. L'Europa League sta fuori ormai, o no? Proprio fuori no, però effettivamente non è una situazione proprio chiarissima come quella del Napoli in Champions League. Infatti, perciò sto dicendo. No, su questo sono una buona chiave di lettura. Vediamo anche sotto questo punto di vista quali poi saranno le scelte di infatti io vedo sempre così, pure le altre partite a volte quando dicono ecco qua per esempio mettiamo Fiorentina Inter, no, per domani sera. L'Inter pure lei ha quasi lo stesso problema. Vincendo mercoledì la partita non lo so con chi gioca, è qualificata. E quindi giustamente farà un po', tu dici che farà un po' di turnover anche Simone Inzaghi. Sì. Ci può stare, no, sicuramente sì. La fortuna del Napoli che è già qualificato, insomma, tutte queste preoccupazioni non ce le ha. Massimo, ti ringrazio. Alla prossima. Alla prossima, ciao, un abbraccio. Allora, vediamo. Nando, non mi fido di Mourinho, loro la metteranno sul gioco duro per farci innervosire, lo abbiamo detto, auguriamoci che gli azzurri non si facciano innervosire. Gennaro Russo, se danno calcio Osimhen e Kvaratskhelia si arrabbiano, ci mancherebbe, non penso che ci sia qualcuno felice di essere preso a calci. Ecco, Nando dice di Osimhen non mi preoccupo, lui reagisce male. È vero, Osimhen è uno che è abbastanza sanguigno, ricordiamo anche l'espulsione contro l'Udinese, è uno che anche se non gli passano il pallone quando e come vorrebbe lui, è uno che si lamenta. Una cosa che per esempio io non ho mai sopportato è proprio questa, chi sbraccia si lamenta se non riceve il pallone. L'unica cosa che non sopportavo per esempio di Higuain era questa, per il resto un giocatore immenso. Nando, vedi, sei d'accordo con me, si metteranno a falli, è una mia impressione. Abbiamo capito che poveri ragazzi, sì, li vedo, cioè un po' come se andassero al fronte questi a prendere calci e pugni. Sarà una partita di calcio, magari un po' più maschia, ma sarà una partita di calcio. La difesa della Roma l'abbiamo detto, Kvara quando si incavola non è poi così cucciolotto, no, non è così cucciolotto, ma è uno che reagisce palla al piede. No, Kvara non lo vedo uno che reagisce, ma lo vedo uno molto concentrato e molto tranquillo. Lina Vernaccia, speriamo in una partita equilibrata, ma dubito. Mourinho è un maestro in questo, cercherà di imbrigliarci in qualche modo. Frank Leone, se l'hanno iniziato a morire subito, poi vediamo come va a finire. Beh, è ovvio. Io mi auguro quello, che l'arbitro possa far capire che la partita deve essere una partita corretta, e questo lo si capisce
dai primi fischi e soprattutto se tende a fare il tipo che non vuole ammonire. Pasquale Avallone, se non sbaglio l'arbitro è Irrati, sì, è lui, è uno che fischia molto, non sarebbe male per noi, ma auguriamoci che fischi il giusto, né poco e né molto. Quest'anno abbiamo più fisicità, l'ho detto Lina, concordo con te. Frank Leone, esatto, quest'anno abbiamo fisicità rispetto agli anni scorsi, è vero. Noi dovremmo avere la cazzimma ed essere furbi, giusto lì, giusto Nando. Ecco, mi aspetto un Napoli con la cazzimma, che noi napoletani sappiamo cos'è, non è una cattiveria, è qualcosa di sapersi adattare con furbizia senza pagarne le conseguenze. Quindi Olivera e Osimhen subito dentro, dice Frank Leone. Possiamo andare in linea se avete finito di chiacchierare? Possiamo, pronto? Pronto? Cioè, Anto, con chi te ne da di con Emanuele? Tu con me devi parlare, mica con lui. Fatti tuoi. Tanto me lo dice dopo Emanuele. Poi te lo spiega lui. Dopo me lo spiega, mi ha detto di sì. Allora, sicuramente stavi lamentando di qualcosa, vabbè. No, non ti preoccupare. Ok, non mi preoccupo. Allora, vai con la formazione, vai. Partita, poi dopo devo dire, no, non ti dimenticare, devo dire una cosa. Me la devi dire pubblicamente, Anto? O ci abbiamo parlato prima? Ok. Sì. Allora te lo ricordo dopo. Dimmi prima la formazione del Napoli, va. Allora, quello in grafica, ma quello fa giocare a Lozano. Ok, quindi Lozano al posto di Politano rispetto alla grafica che ci sta mostrando Emanuele. E poi probabilmente giocherà prima Osimhen, però non sono sicuro. Ma comunque fidiamoci di Spalletti e penso che lui sa quello che deve fare. Secondo te gioca Olivera o Mario Rui? Olivera, vi dico, gioca Olivera sicuro e Lozano sicuro. Ok. Dembélé basta che ci fa la sessantina di minuti più o meno come l'ha fatto la scorsa partita. E va bene. Quindi poi là in attacco vediamo un po' come va. Simeone giocherà sicuro titolare con i Rangers. Sì, ci può stare. Cioè, l'ho pensato. È stato deciso. L'hai deciso, ok, non lo sapevo, non mi era arrivata la notizia, scusa. Poi non te lo posso dire perché lo so, altrimenti facciamo troppa confusione. No, infatti, non me lo dire perché poi ne parliamo in privato. Va bene. Senti una cosa. Dimmi. Comunque il risultato te l'ho dato, 2-0. 2-0, già me l'hai dato, sì, lo ricordo, chiunque se lo volesse giocare si ricordi che poi deve la percentuale. Questa cosa. 0-2 ovviamente. Per quanto riguarda gli arbitri, non so, poi vedi se tu sei d'accordo. Vai. Da quando è iniziato il campionato delle coppe, no? Sì. Contrariamente a quello che si è detto, specialmente ci sta qualcuno che siamo in tutte le televisioni e dice sempre le stesse cose. Una settimana intera, no? Dove senti sempre queste cose. Comunque volevo precisare questo. Vai. L'unico arbitro che è stato indecente delle partite del Napoli è stato l'arbitro che ha arbitrato Ajax Napoli in 90, perché lui per tutto il primo tempo e per una parte del secondo non aveva ancora ammonito nessuno. Ti ricordi questo? Sì, voglio dire il nome, vai, tu continua, voglio cercare come si chiamava. No, non vado a detto come si chiama. No, lo voglio chiamare, non ti interessa, vabbè, lo volevo dire magari agli altri che ci seguivano, però va bene. Dillo, vabbè, mentre io parlo tu vai a cercare avanti. Vai, tu poi ricordati che mi devi di quella cosa prima. Sì, allora, questo fatto qua. Vai. E poi quell'arbitro a Firenze che diede l'ammonizione Le Texier dopo si pochi chiama. minuti. Vai. Poi per il rimanente penso che non ci possiamo lamentare. Anche se giocano dure e cose, le ammonizioni le stanno avendo. Qualcuno con ritardo, ma ci sa che anche nelle altre partite succedono queste cose. Poi ci penso alla scuola. E poi per quanto riguarda sempre gli arbitri,
l'amico Giuseppe che ha detto Michelotti ha detto una quarantina di anni fa. Michelotti faceva quelle cose negli anni 60 e all'inizio degli anni 70, Quindi, non 40 anni fa, 1980. quindi parliamo di, parliamo di 65. 60-70 anni fa, un po' di più. Quello Giuseppe mi sente, lo sa che glielo dico non per dire qualcosa. No, no, va bene, ok, fa giusto la precisazione. Michelotti e Giuliano facevano parte dell'epoca, il Napoli degli anni 60-70, quindi se facciamo i conti sono 50-60 anni fa. Ok, giusta la precisazione, giusto. E questo mi dovevi dire? Questa è la precisazione di Carlo, poi te l'ho detto. Mi aspettavo, vabbè. Poi c'è altri due risultati, se mi passi di nuovo il tuo collega, ti dico a lui e poi te li vai a giocare. Va bene, ok, però aspetta, però se no così teniamo le linee occupate, magari dillo in diretta, perché se no teniamo le linee no, come no? Va bene. E allora fai una cosa, chiama alla fine della diretta, perché se no teniamo il telefono occupato e devono chiamare gli altri. Va bene. Va bene. Ok, ciao Antonio, un abbraccio. Ciao Antonio, grazie. Ciao. Allora, personaggio biblico Antonio, è assurdo. Vediamo. Dove ero rimasto? Ma chi è che ride? Penso il nostro Claudio Russo, è lui che ride, ha questa risata un po' contagiosa, nonostante abbiamo la porta chiusa, lui ride, però è importante nella vita è ridere. Gennaro Russo, la partita si svolge in modo regolare, finisce 3-0 o 0-3, diciamolo così. Per noi ovviamente, poi sottolinea Gennaro. Pasquale Vallone, è meglio di no perché la Roma senza Mourinho in panchina ha vinto sempre, è vero, c'è questa particolare statistica. Nando DF, io vedrei più Raspadori che si mette più fuori area con quei tre della Roma, Osimhen primo tempo potrebbe andare in difficoltà, vedremo, io mi affido a Spalletti. Abbiamo un'altra telefonata, ok, andiamo al telefono. Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera a te. Ciao, sono Cristian, volevo fare i complimenti e volevo dire che comunque quest'anno la rosa è completa e non dobbiamo tanto preoccuparci di chi gioca perché sono tutti ragazzi bravissimi e ci stanno facendo impazzire. Ma io non, sinceramente, guardati, una provocazione, Cristian. Dimmi. Io non so come la prenderebbe Osimhen se partisse dalla panchina. Ma guarda, è partito dalla panchina più volte. Lo so, visto appunto. Più carico che mai. Forse è partito dalla panchina convinto dal fatto che mo torno dall'infortunio, è normale che mi faccia giocare 30 minuti qua, 30 minuti là. Io penso che mo si aspetta di partire titolare perché secondo me lui si sente l'attaccante. Ma lui era stella, sa che di essere il numero uno, sa che comunque quest'anno più che mai la rosa è competitiva con Kvara, con Raspadori, col Ciolito e soprattutto con Spalletti che ha saputo integrare tutti. Auguriamoci che possa continuare così, dai, auguriamoci che nessuno si faccia venire qualche mal di pancia inopportuno. Ma non dobbiamo essere noi a farci venire i mal di pancia, noi dobbiamo essere sempre ottimisti e guardare avanti e ogni sfida siamo sempre più forti. Mi piace il tuo ottimismo, Cristian. Quindi vabbè, tu dici qualsiasi siano le scelte, ti fidi di Spalletti, poi il Napoli ovviamente con le 5 sostituzioni può. Ma guarda, quest'anno i dati, cioè la statistica è chiara, cioè chi entra fa la differenza, questo è il sintomo che il gruppo è compatto e che quest'anno ci siamo. Ricordiamolo, 7 gol arrivati dalla panchina in campionato, ben 13 tra campionato e Champions League, quindi questo vuol dire veramente che anche dalla panchina il Napoli sta traendo grandi benefici. Cristian, vuoi aggiungere qualcosa? Sì,
Sì, soprattutto dalla panchina, perché gli altri anni al primo infortunio, alla prima difficoltà abbiamo accusato il colpo. Invece quest'anno teniamo più scelta, più varietà e anche più convinzione di essere più forti degli altri anni, nonostante gli addii dei grandi big a noi tanto cari, quest'anno nulla da dire. Complimenti. Sì, veramente complimenti al Napoli, ha fatto veramente, non solo ha ringiovanito una rosa, ma probabilmente è riuscito a farlo contemporaneamente, rendendola addirittura molto più, proprio a livello economico, molto più di valore rispetto a quella dell'anno scorso. Questo era veramente difficile e inaspettato e ce lo godiamo tutti. Grazie Cristian. Ciao, grazie a voi. Ciao. Allora, Gennaro, io ti vorrei leggere, però se scrivi una parolaccia per ogni cosa che scrivi mi risulta difficile. Frank Leone, 2-0 subito al primo tempo, così Mourinho non si illude. Lina Vernacce, avete visto ieri i continui con la Samp, bella partita in Coppa Italia, parate decisive, soprattutto e anche ai rigori è stato bravo. Alla fine la qualificazione è andata alla Sampdoria. Raffaele Piobalzano l'ha visto, anche Interview del 2018 venne vista da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, ma Orsato non se ne fregò nulla, hai ragione. Lina Vernaccia, bravo Frank, subito 2 gol al primo tempo, grande Contini. Dopo torno, ok, posso continuare, quindi Pasquale Leonesini l'ho visto per poco, non perdeva la Sampdoria. Allora, pensate, la Roma contro Sampdoria, se non era per il rigore era un pareggio più che giusto, verissimo. Ricordiamo l'ultima giornata di campionato, Sampdoria-Roma, un rigorino per un fallo di mano di Ferrari nemmeno al 10° minuto, rigore poi trasformato da Pellegrini, dopodiché la partita è stata veramente bruttissima. Poi Genoson Sniper, ciao, forza Napoli, forza Kim Min-jae. Ovviamente Jason Sniper sarà qualcuno che ci saluta dalla Corea. Pasquale Avalloni, a dire la verità, un tempo fa eravamo gemellati con la Roma, sì, poi Bagni, il gesto dell'ombrello mise fine a questo gemellaggio, è vero, questo lo sappiamo, però io non ho mai creduto ai gemellaggi sinceramente, perché sono cose che poi si rompono così, tanto gemellaggio e poi al minimo problema si diventa nemici. Preferisco nessun gemellaggio, nessun nemico e comunque tutti quanti godessi la partita con sportività e vinca il migliore, ma questa è una mia idea probabilmente utopica di tifo. Le condizioni di Anguissa, Holden Caulfield. Allora, Anguissa lo potete leggere nel report che è in primo piano su www.calciopoli24.it, ha svolto arrivo per l'ultima telefonata. Anguissa ha svolto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo. Questo penso che oggi è venerdì, penso sia difficile che possa recuperare per essere convocato contro la Roma, o al massimo strappare una convocazione, ma non credo che lo vedremo in campo se non proprio strettamente necessario. Andiamo al telefono per l'ultima telefonata, velocissimo perché abbiamo pochissimo tempo. Sì, buonasera, Luca da Napoli. Ciao Luca, allora ti do... Velocissimo, vai. Ostigard al posto di Juan Jesus. Perché? Perché vuoi rischiare Ostigard? Olivera al posto di Mario Rui. Ok. Ostigard perché è colpitore di testa e c'ha molti colpitori di testa la Roma. Vero, però Juan Jesus pure se la cava di testa. Vabbè, però comunque non fa niente. Poi Politano va bene sulla destra, il primo tempo. E centravanti? E Osimhen anche che è il colpitore di testa nella nostra area, e ti do anche il risultato. Vai. 1-3 per il Napoli, segna anche Don Belé. Bellissimo, benissimo così, segniamocelo. Luca, ti ringrazio, sei stato velocissimo, grazie, gentilissimo, buonasera, chiarissimo. Ci sentiamo lunedì perché poi, poi devi dare conto del tuo pronostico. Ciao, un abbraccio. Grazie a Luca. Allora, le condizioni di Anguissa l'ho dette, c'ho 2 minuti, io li dedico a YouTube. Grazie per i complimenti, non sono uno che
che li legge, però ti ringrazio, sei gentilissimo. Allora, Napoli 1926, Maradona, dai Napoli vinci senza storia questa partita. Albert, preferirei Osimhen e Lozano dal primo minuto per beccare la difesa romanista con la loro velocità. Raffaello, ci vuole la chiamata di Antonio. Antonio già ha chiamato Raffaele, ha detto anche il risultato è 2-0 per il Napoli, quindi se te lo vuoi giocare poi la percentuale ad Antonio. Lina Vernaccia, anche io farei entrare il Ciolito dall'inizio, il ragazzo ha fame di gol, e poi metterei Osimhen. Siete tantissimi. FBBE dice Elmas al posto di Ndombele è eresia? Sì. Allora, per Emanuele Bernardo sì, per me proprio eresia no, però per come lo sta inquadrando Spalletti, è vero che nasce centrocampista e mezzala, però lo vede probabilmente un po' più offensivo, un vice Kvaratskhelia per Spalletti, poi per carità. L'abbiamo visto titolare contro il Lecce perché non lo so, forse a Roma è un po' azzardato, detto così. Però per il nostro Manuel Bernardo è un'eresia, quindi poi se ne assume le sue responsabilità, mi fa con sufficienza. Vai. Albert, assolutamente Ndombele al posto di Anguissà, sinceramente Demme non lo vedo in questa squadra, a gennaio se fossi il presidente cercherei di venderlo. Luigi Grande, mi aspetto un Napoli padrone della partita, mentre la Roma più attendista che specula sugli errori di costruzione. Ovviamente ci saranno dei falletti per spezzare le trame offensive del Napoli. Credo che Luigi abbia fatto il quadro perfetto della partita, almeno come me l'aspetto io. Albert dice per me il risultato finale sarà Roma-Napoli 2-4. Saluto tutti con quindi abbiamo detto 0-2, 1-3 e 2-4. Insomma, l'importante, c'è un minimo comune denominatore, che è il fatto che il Napoli vince. Ringrazio Emanuele Bernardo in regia, ringrazio Peppe Cautiero per le grafiche, ringrazio ovviamente tutti voi, mi dispiace se non sono riuscito a leggere tutti i messaggi, ringrazio ovviamente chi ci ha chiamato. Il filo diretto torna ovviamente lunedì, parleremo poi di come sarà andata Roma-Napoli, l'orario è sempre il solito, alle ore 16, alle 17. Ciao!